Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Un incidente stradale si è verificato stamani sulla strada statale 280 in direzione Catanzaro, all'altezza dello svincolo per Germaneto. Per causa in corso di accertamento un furgone ha tamponato un camion. L'autista del furgone è rimasto incastrato sotto il camion. L'uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Per estrarlo dal mezzo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia stradale. Sul luogo dell'incidente si è formata una coda di macchine di circa 6 chilometri. Riunione ieri a Palmi del Consiglio d'amministrazione dell'ANAS, dedicata alla sicurezza dei cantieri per l'ammodernamento della 3, alla presenza del ministro dei trasporti Altero Matteoli. Tentativi di infiltrazione mafiosa ed atti intimidatori non fermano i lavori per la costruzione della nuova autostrada Salerno-Reggio Calabria, che saranno completati entro il 2013. L'esercito, che arriverà sabato a Reggio, potrebbe vigilare i cantieri, è la proposta del vice capo della polizia Nicola Izzo. Il sindaco di Catanzaro, Rosario Olivo, ha manifestato vicinanza alla coppia di giovani vittime di una rapina con stupro alla periferia della città da parte di un rumeno. Sappiamo che c'è un problema di sicurezza nei quartieri a sud della città, ha detto Olivo. Per questo speriamo davvero che il governo approvi il PON sicurezza, che, ha concluso, permetterebbe una serie di interventi nelle periferie più a rischio. Proprio il giorno precedente era stato riaperto il distaccamento dei vigili urbani nel quartiere Lido. Sono tutti salvi i 33 minatori cileni intrappolati nelle viscere della terra per 69 giorni. Luis Urzua, 50enne leader del gruppo, è stato l'ultimo operaio a uscire dalla capsula ascensore alle 3 del mattino, ora italiana. La loro storia ha coinvolto tutto il mondo e anche la Calabria, in particolare Motta San Giovanni, piccolo centro in provincia di Reggio Calabria, terra dei minatori, è rimasta in attesa della liberazione. L'amministrazione comunale, attraverso una nota, ha voluto mostrare vicinanza ai minatori. È stata immediata la risposta delle istituzioni all'atto violento che ha visto l'altra sera l'esplosione di una bomba piazzata sotto l'auto dell'assessore all'ambiente del comune di Cutro, Carletto Squillace. La giunta della cittadina crotonese, riunitasi ieri d'urgenza, ha organizzato una grande manifestazione per martedì prossimo, con il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni, dei partiti, dei sindacati e degli operatori economici. Si celebra oggi il 14° anniversario dell'alluvione che ha colpito la città di Crotone il 14 ottobre del 1996. La calamità naturale provocò 6 vittime e ad anni dal nubifragio Pietro Pupa, fratello di Paolo, uno dei deceduti, accusa che il fiume Esaro è ancora pieno di vegetazione e che non è cambiato nulla rispetto a 14 anni fa. Oggi 3 iniziative ricorderanno l'evento: una messa in suffragio dei morti, un dibattito nella parrocchia di San Paolo Apostolo e un incontro promosso dal comune. Nel pomeriggio di ieri un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Reggio Calabria. Notevoli sono stati i disagi dovuti in particolare agli allagamenti verificatisi nella zona sud della città dello Stretto. Decine le chiamate giunte al centralino dei vigili del fuoco, colpita anche la circolazione ferroviaria che è stata sospesa dalle 15 fra le stazioni di Reggio Centrale e Villa San Giovanni sulla linea tirrenica per l'allagamento della stazione di Reggio Santa Caterina. Grande attesa per la serata di gala che questa sera alle 21 aprirà al Politeama di Catanzaro la rassegna internazionale La Grande Musica per il Cinema. Sarà Claudia Gerini, una delle star del cinema italiano, a sfilare sul red carpet e dare l'avvio all'evento. Il concerto inaugurale è diretto dal maestro Paolo Buonvino, autore delle colonne sonore dei film di Muccino, Veronesi e Virzì, che guiderà l'orchestra Roma Sinfonietta. Carmen Consoli è la special guest del concerto. Si è giocato ieri sera il 9° turno della Serie B-Win, vittoria importante per la Regina di Azzori che regola 1-0 il Pescara di Di Francesco. A decidere il match la rete messa a segno da Emiliano Bonazzoli che fa volare gli Amaranto al 3° posto in classifica. Pareggio con beffa finale invece per il Crotone di Menichini. I rossoblù, in vantaggio per 2 volte con Curiale e Cutolo, si fanno pareggiare prima da Sommese e poi nei minuti di recupero da Moretti. I pitagorici occupano ora la 6ª posizione in griglia.